Terza corsa, premio Sasso Marconi GV, 11-4 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera sul doppio chilometro. Corsa di super minima per cavalli ancora inespressi. All'1 Estense Nib, Nicola Bortolotti, 2 Enjoy Up Francesco Facci, 3 Miro Cub Daniele Cuglini, 4 Nevia Valsan Salvatore Mattera, 5 TNG Far Roberto Vecchione, 6 Evoc Rec Carmine Piscoglio. In seconda fila 7 Earthquake Maurizio Visco, 8 Evan Leonardo Raffa, 9 Elli delle Naldine Vincenzo Torrente, 10 Emily Marco Antonio Di Nardo, 11 Elodie VF Giorgio Cassani. Macchina che inizia ad accelerare con cautela e Nevia, con cautela e TNG Far. Si parte con veloce Nevia Valsan che prova a scavalcare quelli all'interno, c'è Enjoy Up e soprattutto Emiro Cub che provano ad opporsi. Ha sbagliato Emily Mark all'imbocco della prima curva, galoppa anche Miro numero Cub. 10 Emily Mark squalificato, numero 3 Emiro Cub squalificato, di fuori è Etienne numero Gifar, 1 Estense Nib squalificato, 200 in 15 con Roberto Vecchione che punta in avanti con Etienne Gifar, prova ad andare a chiedere strada a Nevia Valsan che è ben felice di lasciar sfilare uno dei favoriti, e così al comando dopo un 38 per i primi 400 metri di corsa. Nevia Valsan e Etienne Gifar in vantaggio nei confronti di Nevia Valsan, poi Enjoy in Up, quindi Evan, allo scoperto c'è Evoc Rec 46,7 per i primi 600 di corsa, con il leader che si mantiene un paio di lunghezze in evidenza nei confronti di Nevia Valsan, poi sempre Enjoy Up 800 in 1,2,5, e così si va sulla piegata di sinistra per completare il primo chilometro. Prova a risalire Evoc Rec allo scoperto che arriva a coprire il secondo in corda. Intanto Etienne Gifar dopo un chilometro in 1,18,6 viene al passaggio davanti alle tribune. Sempre di fuori Evoc Rec con Elodie VF in seconda pariglia a precedere Earthquake, quindi Elli delle Naldine. Davanti alle tribune una frazione in 15,5, 1,34, 1 3 quarti di miglio. Prova Evoc Rec ad attaccare ora Etienne Gifar. Insiste Evoc Rec che va con decisione su Etienne Gifar, quale prova a ribattere, a contatto sempre Nevia Valsan ed Elodie VF, quindi Enjoy Up passa a palo lontano. Evoc Rec che guadagna terreno nei confronti di Etienne Gifar che è fermo a palo lontanissimo, a 400 dalla conclusione, il miglio in 2,4,7, prova la fuga Evoc Rec, inseguito da Elodie numero VF, da 5 Etienne Gifar squalificato. Poi cerca di mettersi sulle gambe anche Evan, intanto però Evoc Rec ha preso ampio margine di vantaggio nei confronti dei rivali. Galoppa numero Elodie 11 VF, rimane in seconda posizione VF squalificato. Poi Evan, Earthquake che prova ad andare a riprendere Evoc Rec che si difende al comando. Evoc Rec ancora in vantaggio nei confronti di Earthquake, Evoc Rec che vince col brivido nei confronti di Earthquake. Poi Enjoy Up, preso un inciampo col posteriore a 10 metri dal traguardo, Carmine Piscoglio che ha dovuto tenerlo di trotto, 1,17,9 per il successo di Evoc Rec. Carmine Piscoglio per Edoardo Baccalini, colore del signor Alberto Traini. Successo in percorso esterno molto positivo per Evoc Rec. Vediamo nelle immagini l'inciampo un attimo dal traguardo, cavallo che però ha anche testa perché vince netto comunque nei confronti di Earthquake che corre bene al secondo, al terzo Enjoy Up.